dalla musica di Simone, da tutto quello che i sentimenti che noi cerchiamo di portare in questo festival da 7 anni. Ed è quello che cercheremo di fare dopo. Mi dicono smettila perché stai dicendo un sacco di fesserie. La responsabile della comunicazione, che io applaudirei per ringraziarla anche. Così impara. Ed è quello. Adesso, a parte gli scherzi, abbiamo avuto un'edizione che sinceramente un po' il vento, che è il nostro silenzio, che è un po' quello che ha portato tutta la nostra i nostri lavori anche a faticare di più, ma comunque a darci tanta soddisfazione. Lascio poi la parola adesso a Federica. No, prima Fanny, devi ancora parlare. Ah, ok, allora lascio le parole a lei, ringraziando e ricordando che noi oggi, dopo 3 anni, abbiamo un bellissimo ritorno, che è quello di Ibrahim Allò. Grazie ancora a tutti. Non parlo più oggi. Chi può dirlo? La serata è ancora lunga. Farei accomodare qui Federica, Ibra e Alessandro. Prego. Federica Sorgia oggi coordinerà il secondo incontro. Docente di lettere, impegnata da anni nell'associazionismo, presidente dell'Associazione Culturale Aleteia. Ha partecipato al corso regionale nell'anno scolastico 2023-2024 Graziano Deiana a favore dell'inclusione degli studenti con background migratorio in collaborazione con la Caritas Diocesana di Cagliari, insieme alla quarta T dell'Istituto Marconi di Cagliari. Prego, Federica, Ibrahima e Alessandro. Allora, buonasera, sono molto felice di vedervi nonostante il freddo, perché sì, domenica scorsa c'erano 38 gradi, sembra stia arrivando non l'autunno ma l'inverno. Allora, questa edizione di Strangius è l'incarnazione di Federica Sorgia, perché io sono il bradipo per eccellenza, sono una persona molto lenta, amo il silenzio proprio come spazio di introspezione, di meditazione, ma sono una persona a cui piace anche molto parlare, quindi sono diciamo un po' ambivalente così. È anche vero però che il silenzio ogni tanto va rotto, quindi oggi ha scelto di rompere il silenzio attraverso la sua voce Ibrahim Allò. Bentornato a Serravanna, Ibrahima. Con te abbiamo Alessandro Metz. Alessandro è un operatore sociale, è originario di Trieste, è l'armatore della Mare Ionio, che è la prima nave battente bandiera italiana e unica, che fa parte della piattaforma mediterranea Saving Human. Allora io inizierei, prima di dare la parola e raccontare i libri di Ibrahima, a parlare con te. Ti vorrei fare milioni di domande, però non c'è così tanto tempo, quindi te ne faccio una, all'interno ne raccoglie qualcuna di più. Allora, prima di tutto ti chiedo che cos'è Mediterranea, quando è nata, da chi è composta, quindi volontari e non, e anche la differenza che c'è tra Mediterranea e le ONG, perché ho capito che qualche differenza c'è. Beh, intanto grazie dell'invito, grazie a tutte e tutti voi per essere qui, come già diceva Federica, nonostante il clima non particolarmente favorevole. Mediterranea Saving Humans è una realtà che nasce nel 2018. 2018, forse vi ricordate, una campagna elettorale in cui due erano i temi forti della campagna elettorale: porti chiusi e contro i taxi del mare. Quella campagna era fatta di una narrazione unica e sembrava che nel paese non ci fosse spazio per nient'altro. Quella narrazione che è fatta di esclusione, di razzismo, di xenofobia, la ritrovavi al bar sotto casa, la ritrovavi tra i colleghi di lavoro o a volte anche nei pranzi familiari, quelli un po' più allargati. Quelli strani eravamo noi quelli anomali,
ma eravamo nell'angolo, eravamo annichiliti davanti a quell'onda nera che si alzava sempre di più. Sembrava che non ci fosse altra narrazione possibile. E nel frattempo, nel Mediterraneo centrale, c'era chi affrontava un viaggio in cui sapeva di mettere a rischio le proprie vite e quelle dei propri cari, però sapeva anche che non poteva fare diversamente, perché tra una morte certa nel proprio paese o una morte possibile nel viaggio, tu scegli sempre il possibile. E quindi c'era chi affrontava quel viaggio partendo da un paese in cui sostanzialmente era odiato per arrivare in un paese in cui non era voluto. Questo lo dice benissimo Fossati nella sua canzone Pane e Coraggio, no? E quindi dentro quella situazione là, alcuni di noi che nella propria vita abbiamo fatto molte cose. Sì, io sono un operatore sociale da 35 anni, però sono anche un attivista, ho fatto diverse esperienze politiche, sociali, culturali, e assieme ad altri ed altre. E a un certo punto, in quel momento là, ha prevalso la vergogna. Io mi vergognavo del fatto che a poche miglia da noi c'era chi voleva fortemente vivere a tutti i costi, perché questo è il paradosso. Chi parte vuole vivere ed è costretto a mettere a rischio la propria vita, perché non ha il privilegio che ho io o i miei figli del passaporto che ti permette il viaggio. Non ha quel privilegio, quello che dovrebbe essere un diritto per tutti e tutte, della mobilità, della ricerca del posto migliore in cui poter vivere la propria vita dignitosa. E quindi dentro quella situazione, no? in cui succedeva questo, e mentre la campagna elettorale era quella, e mentre il governo iniziava e aveva dato la vittoria a chi portava quegli slogan, e alcuni di noi, in particolare 3 amici, io abitavo in quel momento nelle Marche, un altro a Venezia, uno a Palermo, ci siamo sentiti e detto: cosa facciamo? Cosa facciamo davanti a questo che sta succedendo? Cosa facciamo? Scriviamo un post su Facebook indignato? Scriviamo un documento politico capace di smuovere le masse, le coscienze, o compriamo una nave? Abbiamo deciso la cosa più semplice. Abbiamo comprato una nave, perché non avevamo quelle parole capaci di scrivere il post che rimanesse più di un paio di minuti dentro l'algoritmo prima di una indignazione nuova o di un piatto ben cucinato da postare nel mio social o da qualcun altro. Non avevamo le parole necessarie per poter far sì che quel documento politico fosse letto da qualcuno in più rispetto ai nostri amici che per bontà loro lo avrebbero letto. E quindi comprare una nave è stata la cosa più semplice in quel momento, poi complicatissima, perché nessuno di noi aveva competenze in merito, nessuno di noi aveva sognato di avere una nave o aveva delle competenze. Cioè, no? E quindi il dirci compriamo una nave ha avuto un passo in più che ha fatto la differenza. Nel senso che ci siamo messi di buzzo buono, come si dice, e l'abbiamo fatto. Come si compra una nave? Non avevo mai comprato una nave prima. E quindi ci siamo messi a fare quello che faresti quando devi comprare un motorino, una macchina usata, siamo andati sui siti vendesi navi. E quindi abbiamo iniziato a vedere sui siti di navi usate, perché insomma le risorse che non avevamo non erano tante, e quindi abbiamo iniziato a girare quasi tutti i porti d'Italia a vedere le diverse navi improbabili, cose inaccessibili, e a un certo punto abbiamo trovato una nave, mancavano i soldi e quindi nessuno di noi è ricco di famiglia, e quindi siamo andati a Banca Etica, che ha visto la parte etica del progetto, però c'è anche quel
piccolo problema che è una banca, e quindi ha detto sì, bellissimo il progetto, noi vi diamo anche un prestito per comprare la nave, però alcuni di noi hanno dovuto mettere una firma a garanzia, no? Quindi non semplicemente io da operatore sociale, come potete pensare, cioè il reddito mio è relativo, però abbiamo trovato alcune persone che assieme a me hanno messo quelle firme in banca, e quindi siamo partiti con un debito, con un mutuo, per comprare una nave, per iniziare un processo che noi ci abbiamo detto da subito, cioè noi non siamo andati a salvare nessuno, perché noi siamo andati al limite a salvare noi stessi, cioè noi siamo andati a salvare quel poco di dignità e umanità che avevamo ancora. Noi volevamo a tutti i costi salvarla, cioè perché era la vergogna che ci muoveva. È stato quello che ha messo in moto un meccanismo incredibile e ha fatto sì che io sono un operatore sociale, nasco in una città strana e particolare che però per quanto mi riguarda ha fatto una storia importante. Io nasco a Trieste e quindi mi formo sul campo dentro quella che è una rivoluzione, come diceva Bobbio, una delle poche vinte, forse l'unica vinta in Italia, che è la rivoluzione basagliana. Franco Basaglia, psichiatra, effettua una rivoluzione che porta alla legge 180, la legge che porterà alla chiusura dei manicomi. E io là dentro mi formo. E dentro quella storia, dentro quella rivoluzione, io ho la mia figura di riferimento politica e culturale è Franco Basaglia, e io ho sempre una frase sua che mi porto dentro e che continuo a portare. Il 13 maggio del 78, quando viene approvata la legge 180 in Parlamento, lui dice: guardate che i manicomi li riapriranno, ma noi oggi li abbiamo chiusi. Noi oggi abbiamo dimostrato che l'impossibile può diventare possibile. Noi oggi abbiamo dimostrato che si può fare. Io di questa frase tengo tutte e due le parti. Guardate che i manicomi li riapriranno, e oggi abbiamo una quantità di manicomi attorno a noi, dai CPR alle carceri gestite su dinamiche manicomiali, alcune case di riposo, alcune comunità terapeutiche. Tutte le volte che costruiamo un contenitore dentro cui mettiamo una categoria sociale, ripristiniamo le dinamiche manicomiali. Quindi i manicomi li riapriranno, però si può fare. E quel si può fare va mantenuto sempre e va trasmesso sempre e comunque anche alle nuove generazioni. E quindi il si può fare, se c'è una cosa che Mediterranea può insegnare, è proprio questo. Si può fare che 3 scappati di casa comprino una nave. Si può fare che qualcuno studi, si informi per gestire da parte dello shipping. Si può fare che qualcuno faccia training, formazione per andare ad effettuare i salvataggi in mare, e si può fare che un operatore sociale faccia l'armatore anche se non ha mai avuto competenze. Perché si può fare? Perché dentro un progetto collettivo fatto assieme, ognuno di noi può essere il migliore di se stesso. E quindi dentro quel progetto collettivo anche uno che non ha alcuna competenza in merito può fare l'armatore di una nave. Allora, adesso ti faccio arrabbiare. A me questa domanda fa arrabbiare molto. Allora, la Mare Jonio è stata colpita dal decreto Piantedosi per aver salvato 58 persone che si sono gettate in mare non perché volevano farsi il bagno, semplicemente perché stavano fuggendo da quella che viene chiamata la cosiddetta Guardia Costiera Libica, che tutto fa tranne che salvare le persone in mare, le cattura, le deporta. E proprio ieri, 14 settembre, qualcuno del nostro governo, c'è stata la prima requisitoria. Si cerca di accusare Matteo Salvini di almeno per 6 anni di carcere, si propongono 6 anni di carcere per il reato di sequestro di persona e per rifiuto di atti d'ufficio. Lui ha risposto così: io ho fatto il mio dovere, ho cercato di salvare i confini italiani, ho soprattutto
mantenuto la parola nei confronti di quegli elettori che hanno chiesto di far finire le tragedie in mare, ma soprattutto di chiudere questi confini. Ma noi da chi dobbiamo essere salvati? Diciamo che sarebbe un po' da ridere nel momento in cui Salvini dice ho difeso i confini, sta parlando della linea del Piave, del Po o di quello del territorio nazionale con cui si pulivano con la bandiera dopo essere stati nel bagno? Cioè, no, perché diventa anche contraddittorio a volte, no? Cioè, su cosa ha significato in tutti questi anni quella esperienza politica e quella figura. Dentro a tutto questo, io nasco nella disobbedienza civile e politicamente per questo sono stato denunciato, processato e condannato anche molto spesso. Però rivendico il fatto che, per quanto mi riguarda, alle leggi ingiuste si disobbedisce. E quindi io ho cercato sempre di creare nuova legalità per quanto possibile, forzando assieme a tanti e tante, e ripeto, anche pagando con condanne, col carcere, con le sanzioni, con tutto quello che ho ricevuto in cambio. Però che un ministro mi dica io rispondo agli elettori e non alla legge, mi suona strano. Nel senso che tu non puoi dirmi, ma i miei elettori vogliono che io lascio morire le persone in mare. E però il nostro paese ha una Costituzione, ha delle leggi e soprattutto aderisce a delle convenzioni internazionali. Le convenzioni internazionali hanno caratteristica costituzionale, quindi sovradeterminano anche le leggi nazionali. Le convenzioni internazionali a cui noi facciamo adesione, per esempio la Convenzione di Amburgo, prevede che il salvataggio in mare sia una priorità di uno Stato civile. Noi abbiamo sottoscritto quella convenzione. Io potrei parlarti di altro, non della legge. Il mare, e voi lo sapete benissimo, io nasco in una città di mare, ma chi vive in un'isola ancora di più sa cos'è il mare. Il mare sì, è quel posto bellissimo su cui andiamo in spiaggia per apprezzarne, no? Però il mare è un luogo ostile, è un luogo difficile, complicato. Nell'antichità chi prendeva il mare si affidava ai propri dei, e se tu non salvavi chi si era affidato ai propri dei, avresti avuto gli dei contro. E quindi tu salvavi proprio perché in mare si salva sempre e comunque. La gente di mare fa parte di una comunità che si basa su un patto, che è il patto di reciprocità. Io ti salvo perché tu mi salverai. A terra siamo in guerra, ci odiamo, non ci parliamo, ma in mare ci si salva, perché quella mano che io tendo è quella che spero di ricevere nel momento del bisogno. Tu parli con qualunque pescatore, marittimo, marinaio, ti racconta di un parente, di un amico, di un cugino, di un qualcuno morto in mare. E quindi io, nel momento in cui ho iniziato a fare l'armatore, dopo che ho comprato una nave, ho incontrato questa comunità di persone che politicamente, nel momento in cui si parlava, potevano avere le idee più diverse tra loro. Magari trovi il marittimo che ha votato per Salvini, Meloni, Berlusconi, indifferente, ma nessuno mette in discussione il fatto che in mare si salva. Nessuno. Voglio vedere chiunque di noi si ritrovi in mezzo al mare. In mezzo al mare significa essere in mezzo a una distesa blu, azzurra, di cielo, mare, in cui sei in mezzo al niente. In quel mezzo al niente, nel momento di difficoltà, tu auspichi
speri, preghi che arrivi un'altra imbarcazione e un altro essere umano che ti dia una mano se sei in difficoltà. Questo lo vorremmo ognuno e ognuna di noi in qualunque momento noi ci trovassimo in quella situazione. E su questo poi vorrei dire qualcosa sul silenzio e sul non silenzio. Lo dico adesso? Mentre pensavo, no, in questi giorni al tema del festival di quest'anno, pensavo a come si muore in mare. Si muore in maniera gridata. Pensate al naufragio di un paio di settimane fa di quel mega veliero davanti a Palermo. Noi sappiamo tutto di quelle persone. Sappiamo quanti anni avevano, cosa facevano, come si chiamavano, come sono morti, in quale parte della barca. Siamo andati a cercarli, a recuperarli, abbiamo salvato chi potevamo salvare, abbiamo fatto tutto quello che era giusto fare. E quindi chi è morto in quel naufragio è morto, tra virgolette, a gran voce. Normalmente nel Mediterraneo centrale si muore nel silenzio. Si muore nel silenzio nel senso che noi togliamo a queste persone la parte più importante di ognuno e ognuna di noi, il nome. Noi molto spesso di queste persone non sappiamo il nome. Il nome, io mi presento col mio nome. Nel momento in cui io mi presento col mio nome, porto la mia storia, il mio vissuto, i miei affetti, la mia storia, porto i miei desideri, i progetti di vita, i miei sogni. Perché in mezzo al mare c'è questa particolarità qua, cioè tu incontri persone che hanno un sogno, hanno un desiderio, hanno un progetto di vita, hanno una forza incredibile, la forza dei sopravvissuti. E dopo Ibra ce la racconterà questa parte fortissima. Però è contagiosa. Io ho trovato là una forza incredibile. Io ho bisogno di quel sogno. Io ho bisogno di quell'energia, di quel desiderio. Io non ce l'ho più. Io non ho più la capacità, non ho più quella forza, quell'energia. C'è chi decide di partire dalla propria terra per affrontare quel tipo di viaggio, arrivare in un altro posto, rivoluziona la propria vita e rivoluzionando la propria vita, rivoluziona il mondo. Io non riesco più. Io non ho più quella forza e quindi ho bisogno di attingere a questi sogni. Perché tutte le volte che qualcuno annega nel Mediterraneo centrale, annega un sogno, e quando io perdo un sogno mi fa rimanere nel mio incubo quotidiano, che è quello che viviamo nel non arrivare a fine mese, nella difficoltà della nostra vita e così avanti, no? E quindi è fondamentale. E la cosa che diventa facile nella nostra, diciamo così, società del lasciamoli annegare è il fatto che quando si parla delle persone che affrontano quel viaggio, si parla di numeri. Quanti arrivano, quanti muoiono, quanti vengono ricatturati, quanti rimpatriati. I numeri non creano empatia. I numeri non hanno sostanza, colore, non hanno sogno, progetto. E quindi il numero, puoi dire, sono morti 30, è diverso da dire è morto Ibrahim Alò. Io Ibra lo conosco. Uno che è morto in mezzo al mare? No. Io questa cosa del nome l'ho capita in uno dei tanti incontri che ho fatto da quando è nato Mediterranea in poi. Ho fatto tantissimi incontri in giro per l'Italia e uno di questi a Matera nel 2019, finito l'incontro, finito di parlare tutto, e a un certo punto viene da me un ragazzo, Ali, di 22 anni, gambiano, e mi dice: io voglio salire sul Mare Ionio. Io in maniera pragmatica metto un po' le mani avanti, dico: vabbè, ma hai competenze, hai patentini, hai documenti? Lui dice: no, io devo salire sul Mare Ionio, io devo salire perché quel viaggio l'ho fatto. Io ho fatto quel viaggio e a un certo punto abbiamo iniziato a imbarcare acqua
e non tutti ce l'hanno fatta. Io sono stato accolto a Matera, altri che erano con me sono stati accolti dai pesci e io devo ritornare là per farmi raccontare dai pesci la loro storia. Io devo ritornare là e farmi raccontare dai pesci i loro nomi, perché io devo riportare a casa dai loro cari il sapere dove sono. Mi ha detto, nel Mediterraneo centrale si muore gridando il proprio nome. Io ho sempre pensato che si morisse gridando aiuto. Ho detto no, si muore gridando il proprio nome, sperando che qualcuno lo senta. Sperando che qualcuno lo senta e sappia che proprio io sto morendo là. Ditelo ai miei familiari, dove sono? Per questo si muore gridando il proprio nome. Una mamma mi ha detto, quando si parte dalle coste della Libia, si mette il vestito della festa al proprio figlio o alla propria figlia, perché se arriviamo verremo accolti e dobbiamo presentarci bene, sarà una festa. Se non ce la facciamo, bisogna morire bene, con il vestito della festa. Possibilmente quel vestito deve essere di colore rosso, perché nell'azzurro blu del mare cielo è il colore che maggiormente si vede. E se stiamo annegando, io voglio che vedano prima mio figlio o mia figlia. Io voglio che salvino prima mio figlio o mia figlia. E allora capite che è più facile creare empatia. Non è più un numero. Per questo io non racconto mai di quanti abbiamo salvato in questi anni. Non lo so quanti, io so chi abbiamo salvato. Io potrei raccontarvi di Alima, una bambina di 2 anni con un sorriso bellissimo. Dopo mezz'ora che era a bordo del mare Ionio, pulita, cambiata, in braccio alla mamma, aveva questo sorriso favoloso che salverà il mondo. Ma non in maniera retorica, salverà il mondo perché è vita e voglia di vivere. Potrei raccontarvi di Fatima, una bambina di 6 mesi, con degli occhioni che ti guardavano in una maniera incredibile. Davanti a quegli occhioni, quello sguardo, tu eri senza niente addosso. Ti poneva una domanda: andrà tutto bene? No. Noi non abbiamo mai potuto dire a nessuno andrà tutto bene, perché non è vero, non andrà tutto bene. Lo sappiamo che il salvataggio in mare poi non produce il andrà tutto bene. Però comunque noi non possiamo non farlo. E quindi io racconto di chi, perché sento di avere un debito rispetto a chi è morto senza un nome, e quindi raccontare dei nomi. Perché è la vita che conta, non la morte. Vi ricordate Cutro, la strage di Cutro? Io in quella spiaggia ci sono stato. Pochi giorni dopo arrivo di sera e vado su quella spiaggia. Era buio, c'erano solamente alcuni lumini messi su alcune croci costruite con il fasciame del caicco che si era sfasciato. E io ho iniziato a camminare su quella spiaggia. Era una spiaggia che ti teneva, era una spiaggia piena di dolore, di sofferenza. Io a un certo punto volevo smettere, invece no, non riuscivo, continuavo. Ma la cosa che mi teneva era la vita, non la morte. Quello che ha colpito a Cutro era la vita. Io camminavo e ho camminato in mezzo ai biberon, in mezzo alle bambole rotte, a pezzi di vestiti, di documenti. Io ho camminato in mezzo alla vita ed era la vita che mi teneva là, non la morte. E in quella spiaggia a un certo punto, io mi sono messo a piangere a dirotto e ho rifatto un patto con me stesso. Mediterranea nasce affinché quelle stragi non succedano. In questi 6 anni abbiamo avuto sequestri della nave, denunce, inchieste, sanzioni,
300.000 euro una multa da Salvini, 66.000 un'altra, ogni volta ritorniamo 10.000 euro, abbiamo un processo in piedi assieme a altre persone per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, rischiando tra i 15 e i 20 anni, quindi tantissimi motivi per dire, boh, basta, io ho dato il mio, basta. Bene, su quella spiaggia, io invece mi sono detto, in mezzo a quella vita che era stata abbandonata, mi sono detto, col cazzo che ci fermate, io continuo proprio perché per me la vita è più importante della morte, sempre. Allora, Ibrahima, in un capitolo proprio del suo libro La mia voce, che è il libro che presentiamo oggi, intitola il capitolo Eroi in terra e in mare e insieme a Beppe Caccia, Luca Casoli, citi Alessandro Metz come un eroe in carne e ossa. È vero, lo è, lo è proprio. Allora, oggi tu presenti, dopo 3 anni, perché hai partecipato nel dicembre del 2021, per la prima volta a Strangius, ti ripresenti con questa seconda pubblicazione, edita sempre dal Villaggio Mauri Edizioni. E nella prima, diciamo, nel tuo primo libro che si intitola Pane e Acqua, come potete vedere, qualcuno di voi sicuramente l'ha acquistato quando per la prima volta Ibrahima è venuto a Serramanna. Come vedete c'è tracciata con una linea rossa il tragitto che ha fatto appunto dal Senegal sino ad arrivare in Italia. E quando avevi appena 17 anni, quindi in questo tuo primo libro tu racconti la tua esperienza. In La mia voce invece appunto rompi il silenzio e decidi di raccontare, di raccogliere anche la tua esperienza, il tuo arrivo, ma anche il tipo di vita che stai facendo adesso, gli incontri che, e le reti, diciamo, di relazioni che sei riuscito a costruire in questi anni. Sei cresciuto, in 3 anni, te l'ho detto anche prima, sei cresciuto non solo anagraficamente, parli molto meglio l'italiano, la tua vita è ricchissima di esperienze, collabori con le scuole, stai divulgando appunto e stai facendo attivismo e ti volevo chiedere come ti sei avvicinata alla scrittura, come hai deciso che la tua voce dovesse passare attraverso questo mezzo? Sì, grazie. Volevo prima di tutto ringrazio tutti, ringrazio anche Peppe e il festival che oggi è la seconda volta che torno qui, quindi grazie. Cioè, è difficile parlare dopo Alessandro, però provo a, sì, a parlare. Wow. Allora, sì, questo libro, per me la scrittura è un debito che dovevo pagare ai miei genitori, perché quando ero piccolo parlavo cioè guardavo sempre il TV, come raccontavo su Pane e Acqua, guardavo sempre il TV che ogni volta che c'era questo giornalista Pap Alegnan che parlava, io andavo sempre davanti a guardare. Fino a quel giorno che mio padre mi aveva detto: Ibrahima, quando sarai grande, cosa vuoi diventare? Cosa vuoi diventare da grande? A volte sono domande che i genitori fanno ai loro figli per capire se i loro figli hanno, sì, pensano di crescere o pensano anche di avere un futuro o di avere dei sogni. E mio padre quel giorno che mi ha fatto questa domanda facevo fatica a rispondere, però avevo la risposta davanti quel televisione che guardavo quel giorno. C'era Pap Alegnan, che è un giornalista senegalese, e io sognavo di diventare come lui. Quando mi ha fatto questa domanda, ho detto subito: papà, io voglio diventare come Pap Alegnan, io voglio diventare un giornalista come lui, un giornalista che
dà voce a quelli che non hanno voce, un giornalista che lotta per i più deboli, un giornalista che rimane sempre da parte dei invisibili, è un giornalista che non nasconde la verità, perché in Africa ci sono alcuni giornalisti corrotti e alcuni giornalisti che collaborano con la mafia africana, alcuni giornalisti che cercano di diventare ricchi sopra i poveri. E io vedevo questi giornalisti che avevano sempre il coraggio di parlare, e sapete benissimo che i governi africani, soprattutto i dittatori, sono forti per quanto riguarda il loro potere, e rischi sempre di essere uccisa o di essere portato in galera. Per cui lui alla fine aveva anche una camera dentro Rebus, che è una delle carceri più grandi in Senegal. Ogni volta l'arrestavano, a volte lo lasciavano libero, però era sempre in queste linee e aveva sempre il coraggio di parlare. Io quando avevo 13 anni avevo detto a mio padre, io quando sarò grande voglio diventare come lui, e mio padre mi aveva detto quel giorno: guarda Ibrahim, per diventare come lui devi camminare su una strada lunga, e questa strada sarà difficile da camminare perché camminerai sopra le spine e queste spine ti faranno male, e più che ti fanno male tu devi camminare sopra. Me lo ripeteva 3 volte: più che ti fanno male tu devi camminare sopra, e quando riesci a superare queste spine lì puoi arrivare a diventare questo giornalista come Papa Alenia. Io subito ho risposto a mio padre, ho detto: papà, non diventerò mai come lui, perché non avrò mai la capacità di camminare sopra le spine. E lì ho detto vado avanti, però questo sogno dico è un debito perché i miei genitori, non sono nato in una famiglia ricca, i miei genitori erano poveri, mio papà e mia mamma lavoravano giorno al giorno per sopravvivere, non avevano un stipendio mensile, non pensavano a pensione o disoccupazione. Loro i soldi che prendevano oggi sono soldi che usavano oggi per mangiare. Se oggi non guadagnavano i soldi, quel giorno non mangiavano. Ci saranno i momenti che non trovavano il pranzo, cioè non trovavano i soldi per fare le spese per mangiare, però cercavano sempre di curare un pezzo di pane per farmi mangiare. E loro quando gli veniva malattia, soprattutto mia madre, non andava in ospedale, però quando io quando prendevo malattia e lei o lui mi portavano sempre a curarsi. Mi ricordo quando uno dei giorni che mia mamma stava male e era a casa, io le ho detto: mamma, non vai in ospedale? Mi ha detto no. Le ho detto perché? Mi ha detto perché non ho i soldi per comprare il biglietto, e quando mi danno un ricetto medico non ho i soldi per curarmi. Lei si curava con i medici naturali e loro hanno fatto un sacrificio enorme perché mi facevano mangiare e loro non mangiavano. Quando mi veniva malattia mi portavano in ospedale, però loro non ci curavano. Loro hanno fatto di tutto per farmi crescere, che io arrivo lì per diventare un giornalista come Papa Alenia. Per cui quando sono arrivato in Italia l'unica cosa che potevo fare per pagare questo debito è quella di scrivere per gli altri. Per questo motivo anche quando parlo con i giovani dico: voi ognuno di voi ha un debito da pagare quando vado nelle scuole, perché dico noi abbiamo dei debiti sopra le nostre spalle. Quel debito è che non riuscire a arrivare sui nostri sogni, riuscire a arrivare sui nostri sogni, questi sogni che abbiamo promesso ai nostri genitori, perché per me ogni giovane deve avere i suoi sogni. Io lo penso così, e se riusciamo a avere quei sogni, se riusciamo ad arrivare lì, abbiamo pagato i nostri debiti che abbiamo con i nostri genitori. Ma arrivare lì non significa essere un ministro, essere presidente del consiglio, essere un medico. Avere un lavoro e avere uno stipendio dignitoso e creare una famiglia, quello è arrivare sui suoi sogni. Allora, a me piace provocare, quindi lo faccio anche con te. A lui l'ho fatto arrabbiare, adesso ti provoco. Allora, c'è una parola che viene spesso utilizzata, pare sia proprio la condizione necessaria per creare una convivenza serena e pacifica con persone di cultura, nazionalità in generale, lingua, religione diversa, che è integrazione.
La parola integrazione è una parola di derivazione latina. Il latino è una bellissima lingua che ha un senso letterale, poi la lingua italiana si è evoluta. Io dico sempre che il latino è la matrice, la forma base, quindi l'italiano è molto più complesso, ma è anche molto più cattivo. Integrare deriva da integratio, che significa rendere intero, pieno, perfetto qualcosa che è incompleto. Ti piace la parola integrazione, Ibrahima? No, non mi piace perché ho imparato una parola da Alessandro, lo dico oggi e l'ho detto sempre. Dopo, vi faccio questo racconto per arrivare su questa parola. Io quando sono arrivato in Italia, dopo che sono uscito nei centri di accoglienza minorenni, quando ho avuto 18 anni, mi ha preso una signora veneziana e mi ha ospitato a casa sua. Non è che mi ha ospitato a casa sua, mi ha tenuto a casa sua. Lei, quando ci siamo conosciuti, una volta mi ha invitato a mangiare, a fare cena e mi ha detto: questa notte puoi dormire qui e domani vai a lavorare. Il giorno dopo mi ha invitato di nuovo, perché erano dei momenti anche molto difficili per me. E quel giorno che mi ha detto: domani puoi portare anche le tue cose qui e puoi stare qui. E ho detto: devo pagarti l'affitto, guarda che io non ho un stipendio alta. Mi ha detto: no, non ti chiedo i soldi per pagare affitto. Mangiare, no, non ti chiedo i soldi pure per fare spese. Tu devi lavorare e mettere i soldi via e studiare per avere un futuro migliore. E lei mi ha dato una stanza a casa sua e io sono rimasto a casa sua. Io sono entrato musulmano, cultura senegalese, lingua wolof, anche se parlavo italiano pochissimo. E lei veneziana, italiana, parla italiana, vegana, cristiana. Ero preoccupato, soprattutto vegana, perché io, per quanto sono ambientalista, mangio pure carne. Però andare a vivere in una casa dove non puoi mangiare carne, pensate a Natale o Carnevale che devono metterti un tavolo con, come si chiama? Tofu. E quello per me era in crisi, però ho cercato di dire, rispetto anche questo. Se devo mangiare carne lo mangio fuori. Fino a questo giorno che i miei amici sono venuti a trovarmi, però avevo fatto un sbaglio incredibile, perché ho detto, sono i miei amici, aspetta che faccio bella figura. Ho cucinato un costo di pollo e lei è tornata a casa, ha cominciato a annusare come i gatti e mi ha detto: amore, cosa ti ha cucinato qua? Mammi, go cucina carne, mi dispiace. A casa mia è vietato. Ho detto: sì, va bene, non ti preoccupare, la prossima volta non lo faccio. E poi un giorno io ho detto: bene, lei non è che mi ha detto ti do sempre il pesce, mi ha dato un filo e mi ha insegnato come devo usare quel filo per trovare il pesce. Mi ha aperto le strade per andare avanti sulla mia vita. E quel giorno io ho detto: allora, io non posso più rimanere a casa tua a continuare a sfruttarla. Io devo cercare di trovare la mia strada. Lì ho detto: mammi, volevo ringraziarti, però oggi voglio uscire per andare a vivere con i miei amici. Mi ha detto: amore, rimani qui perché sei ancora piccolo. Ho detto: sì, posso andare a vivere con i miei amici. E mi ha abbracciato, ho cominciato a piangere e mi ha detto: grazie. Io gli ho detto: tu non mi devi ringraziare, sono io che ti devo ringraziare perché tu mi hai aiutato tanto. E ho preso la mia valigia, ho fatto 2 passi sulle scale, 3, ho cominciato a dire: devo pensare
ancora su quei ringraziamenti che lei mi faceva. No, lei ha ragione, lei doveva ringraziarmi, pure io dovevo ringraziare lei, perché sul fatto che io sono stato a casa sua, lingue diverse, culture diverse, religioni diverse, tutto diverso, tutto quello che avevamo erano diverse, anche colore di pelle diverse. Però siamo riusciti a mettere tutto insieme a casa e siamo riusciti a vivere con tutto insieme. E io sono uscito a casa sua con una ricchezza incredibile, cultura, lingue, religione, vegana, tutto quanto, e lei è rimasta a casa sua, cultura senegalese, lingua wolof, religione musulmana, conoscendo tutto quello che lei non avrebbe mai conosciuto nella sua vita, perché non può andare in Africa a girare tutti i posti dove sono stato. E ho detto, non abbiamo vissuto integrazione noi, perché integrazione significa tu quello che hai lo devi lasciare in aeroporto, lo devi lasciare quando ti salvano a Palermo, Trapani. Però quello che dice Sandro, e io ho imparato questa parola da lui, veramente devo essere sincero, interazione che fare un scambio di cultura, di lingua e di religione, e quello ti permette di fare un viaggio dentro casa sua, dentro casa tua, senza uscire, e ognuno di noi lo può fare. Però integrazione significa tu devi tenere quelle che hai e le devi lasciare di là e devi prendere quelle che ho io. Però se mettiamo tutti insieme è una ricchezza che non possiamo immaginare, e per cui io dico sempre che dobbiamo cercare di viaggiare dentro le nostre case, e per riuscire a fare questo è di cercare di conoscere le storie e le lingue e le religioni. Io sono un musulmano. L'altro ieri sono stato al muschio selvaggio. A un certo punto mi hanno detto: Ibra, che cosa è questo? Io sono musulmano credente, però lo porto perché me l'ha dato un uomo molto importante nel mondo, Papa Francesco. Quando mi ha ospitato a casa San Marta, lui insieme con me e insieme con altri, che eravamo solo 5 persone o 6, se non mi sbaglio, 1 ora e mezza, ho parlato 45 minuti davanti a lui. Lui aveva chiuso i suoi occhi e ascoltarmi. In un certo punto aveva messo i suoi mani sopra i miei mani per carezzare le mie cicatrici. E quel giorno mi ha detto: Ibrahima, ci sono delle cicatrici che guariscono, ma ci sono quelle che non guariranno mai. Quelli che non guariranno mai sono quelle che avete voi, quelle che hai tu. Senza mangiare alcune domande, non lo so se sono o no. Però tornando su quello, io a un certo punto gli ho detto: Papa Francesco, io sono un musulmano, però ho frequentato scout, vado in mensa, ho amici di prete, ho amici dei atei, perché io credo l'umanità è la cosa più bella, la cosa più importante, la fratellanza. Lui mi ha risposto così: siamo tutti fratelli e noi dobbiamo coltivare questa fratellanza. Allora, ti faccio un'ultima domanda e poi ti lascio al pubblico. Wow, sono preoccupato. No, tranquillo. Allora, nel 2022 sei rientrato in Senegal, quindi hai fatto il viaggio di ritorno, quello che viene chiamato il viaggio del ritorno. Qual è stato il tuo stato d'animo? Cioè, che differenza c'è stata tu sei partito per arrivare in Italia, poi a un certo punto sei ripartito lì. Lì che cosa hai trovato? Allora, io pensavo di tornare in Senegal, di trovare un cambiamento, però il cambiamento non c'era. Anzi, sono tornato trovando una rabbia incredibile. Cioè, quando sono tornato mi sono arrabbiato e avevo un carico di voglia di parlare quando torno qui in Europa e di lottare, di continuare a lottare, perché io dicevo: io sono un giovane, quando sono partito sognavo di studiare, io quando torno quando arrivo in Italia voglio andare avanti a studiare, a avere una vita
Però quando sono arrivato lì ho visto alcuni dei miei compagni di classe che erano insieme con me, che stavano bene. Per questo quando sono tornato in Senegal, questa camicia che metto qui, perché a volte mi dicono: Ibra, devi mettere la camicia perché sei un scrittore, però è presto, noi siamo giovani, è presto per noi mettere questa camicia, però a volte lo mettiamo per sentire un po', beh, e per quello io dico, anzi, quando mi dicono scrittore, io voglio sempre prendere questa, noi non siamo scrittori, siamo dei giovani che vogliamo cambiare il mondo, però non siamo scrittori. E quando sono tornato lì, alcuni dei miei compagni di classe hanno mollato scuola e lì stavano bene. Sono quelle che mi regalavano, mi davano metà del loro cibo quando mi è mancato mio padre e mia madre, quando andavo a scuola che non avevo i soldi per pagare il cantine scolastico, la mensa, e loro mi offrivano metà del loro cibo. I loro genitori avevano un lavoro dignitoso, riuscivano a pagare i libri, i quaderni. Erano quelli che avevano i libri mentre che io non avevo i libri, erano quelle che ci vestivano quando uscivamo, io mi mettevo i vestiti vecchi e loro mettevano i vestiti nuovi e mi guardavano e mi dicevano: Ibra, i tuoi vestiti sono belli, pur di non farmi sentire quel dolore che avevo, perché non avevo la possibilità di avere quelle che avevano loro. Però quando sono tornato ho trovato queste persone fuori, queste persone che facevano lavori pesanti, queste persone che mi dicevano: Ibrahim, noi vogliamo fare come te, puoi spiegarci come si fa ad arrivare in Europa? Perché noi vogliamo cambiare la nostra vita. Io quando sono tornato in Senegal ho cercato di nascondere quella vita occidentale, nel senso che non mi mettevo i vestiti belli, cercavo di mettere i vestiti, quelli che, tipo i vestiti che non contano nulla, vestiti che i poveri mettono lì. Un giorno sono entrato in un negozio, quello che mi ha fatto più piacere. Uno dei miei amici ha fatto un gioco, ha detto: Ibrahim, come va l'Europa? E uno degli anziani che erano lì hanno detto: ma voi siete scemi, pensate che noi siamo scemi? Lui arriva in campagna che tu dici che è arrivato in Europa. Ho detto: sono felice perché sono riuscito a portare quelle che volevo portare, perché non volevo che loro mi guardano e sentono che Ibrahim che conoscevamo pochi anni fa, che non aveva la possibilità di comprare un quaderno, un libro, che non aveva la possibilità di pagare la mensa, che non aveva la possibilità di studiare, per quello ha preso la barca per venire in Europa. Ibrahim è tornata, è cambiata, e volevo mostrare loro Ibrahim che avete conosciuto anni fa è ancora questo Ibrahim. Non perché volevo essere così povero, ma non volevo che loro partano, perché io ho provato un viaggio disumano, ho vissuto di tutto, per cui non volevo che loro fanno quelle che ho fatto io. Io questo che ho fatto non lo posso consigliare anche il mio amico, perché so che cosa c'è in mezzo. Ho passato dai lager, ho vissuto 5 mesi dai lager in Libia, ho vissuto 9 giorni nel deserto, abbiamo rischiato anche a bere il nostro pipì. Abbiamo mangiato un pezzo di pane, un bicchiere di acqua giorno al giorno. Abbiamo visto persone che hanno sparato davanti ai nostri occhi. Abbiamo portato pure i nostri cicatrici ancora. Pensate che su questo libro proprio racconto questo, le cicatrici. Perché a volte quando faccio doccia, come diceva Alessandro, tocco il mio corpo. Non possiamo fare doccia senza toccare il nostro corpo. Però ogni volta che tocco il mio corpo devo passare sopra le mie cicatrici. E quelle cicatrici mi parlano, perché mi fanno ricordare quelle che io avevo vissuto quando avevo 16 anni. Quelli dolori, tutto, soprattutto la vita dei miei genitori. Però noi giovani dobbiamo cercare per questo motivo quando sono tornato in Senegal ho cercato di raccontare loro, dicendo che in Libia ti fanno soffrire, ti uccidono, ti mettono in carcere. Il mare è rischioso, puoi morire. Quando arrivi in Italia non è che trovi il piatto pronto, devi soffrire, ti mancano i documenti, la casa, il lavoro. E ci sono persone che anche ti trattano male. Ho cercato pure di raccontare tutto, inventando anche quelle che non c'è, pur di non far partire loro. Però quando finisco di parlare, mi hanno detto:
anche se è così noi dobbiamo partire, perché non c'è la speranza qui. Pensate che questa rotta che è famosissima, che ho raccontato sul nuovo libro, che c'è Papito Carà, quando il nostro ex presidente Macky Sall cominciava a arrestare i giovani attivisti, questo giovane ha dovuto lasciare Senegal per andare in Spagna, prendendo la barca per passare verso la Mauritania, quella rotta famosissima, per arrivare in Gran Canaria. Facevano 15 giorni di viaggio in mare, oltre di fare quel tratto dalla Libia in Italia. E queste persone muoiono lì, ci sono morti più di 600 persone. 3 giorni fa ci sono morti 50 persone, come il Cutro che Sandro raccontava. Questa volta sono finiti nelle spiagge del Senegal a Hamburg, davanti ai loro genitori. Pensate che prendevano un corpo e i genitori venivano, è mio figlio questo, è mia figlia questo. Se andate su YouTube vedete proprio questo, che caricavano loro sopra questa macchina, i corpi erano così su una macchina, uomini e donne. E quelle che noi quando siamo andati in Senegal, quando siamo tornati in Senegal abbiamo trovato. Però il mio viaggio di ritorno in Senegal mi ha fatto capire tantissime cose. Il primo è questo, e io per arrivare in Europa ho dovuto fare 5 mesi di viaggio e per tornare in Senegal 6 ore. Perché è stato così facile per tornare senza passare dai confini, nei lagri, in Libia, nel deserto di Sahara? Perché ho conquistato i miei diritti. Però per arrivare ho dovuto lottare. Per tornare però avevo il diritto di salire su un volo. Quando sono salito sul volo è che sono venuti a portarmi Coca-Cola, il caffè, tutto quanto, e poi sono salito mettendo il mio zaino. Mi sono ricordato proprio quando ero sul picco per attraversare il deserto, che a un certo punto avevamo sete, ma non avevamo l'acqua. Mangiavamo gari e couscous e latte di polvere, e ma in questo punto giravamo i nostri occhi, non c'era l'acqua e i nostri autisti non c'erano perché sono andati a cercare l'acqua, e lì avevo la voglia di bere ma non avevo proprio. E lì guarda che un giovane di 16 anni che ci mette un posto dicendo che io faccio la preghiera per aspettare ora di morire perché so che la mia vita finirà qui. I nostri compagni che dicevano prima di fare pipì fuori fateli dentro i vostri bidoni, che così prima che moriamo le beviamo per sopravvivere. Un giovane di 16 anni che devi entrare nelle carceri, nei lagri. Voi italiani, cioè, dico noi italiani, perché io se parlo preferisco usare noi, perché se uso voi mi sembra di uscire e io non posso uscire, ormai sono dentro. Noi abbiamo imparato queste storie dei primi, i primi che venivano messi nei lagri in Libia, i primi che venivano messi nei lager qui in Europa, i primi che venivano messi dentro questi campi di concentramenti. Abbiamo sentito tante volte la Liliana, senatrice, faceva dei racconti. L'ultimo racconto, uno dei racconti che mi piace di più è quelli binari. Abbiamo sentito vari racconti delle storie di persone che hanno vissuto queste tragedie. Però queste tragedie alla fine sono tornati. I lager sono tornati, l'esclavismo è tornato, le guerre sono tornate. Per questo motivo anche su questo libro ho parlato molto della guerra, perché ho vissuto la guerra sopra il mio pelle, l'esclavismo l'ho rivissuto, però io sono nato nel 26 settembre 2000 e io pensavo quando ero più piccolo che noi non dobbiamo vivere come i primi. Spero che non ne sbagliano di nuovo come i primi, però stiamo continuando a sbagliare, perché io quando sono arrivato in Europa la mia zia mi ha chiamato, mi ha detto Ibra, mi puoi raccontare quelle che hai vissuto dentro durante questo viaggio, che sono durati tanti mesi, e non ho potuto anche avere una notizia, non ho potuto neanche parlare tanto con te,
ma ora posso parlare, puoi raccontarmi? Io le ho detto, zia, quelle storie che i miei bisnonni hanno vissuto, io e Ibrahim li ho vissuto proprio in questi mesi. Ero un schiavo, mi hanno comprato, mi hanno venduto. Avete guardato il film Io Capitano? Mi hanno messo nei lager, mi hanno lasciato pure dei cicatrici. E quelle cicatrici, un giorno che avrò un figlio, una figlia, sicuramente lo vedrà e mi chiederà, padre, che cosa sono queste cicatrici? E io devo avere il coraggio di raccontare, dicendogli che le ho avuto quando avevo 16 anni, nei lager in Libia. E io chiedevo anche a mio padre quando ho guardato quel film, La traite négrière, perché questa parola negra, tanti dicono negro senza sapere dove viene questa offesa che dicono. Il negro viene da questa tratta, il negro viene proprio da questo film, La traite négrière, il tratto dai negri. E io quando ho guardato questo film ho detto, papà, perché loro comportavano così? Perché loro erano così disumani? Perché loro picchiavano le persone? Perché loro colpivano le persone così? Perché loro non davano i diritti a queste persone? Mio padre mi ha risposto subito che hanno sbagliato e avevano sbagliato tanto. Però questo sbaglio noi lo stiamo vedendo. E noi giovani l'abbiamo vissuto sopra la nostra pelle. Basta guardare questa guerra che sta succedendo. Io ho deciso di parlare sulla guerra, su questo libro, perché ho visto che ci sono bambini da quando sono nati fino ad ora non hanno mai vissuto un giorno senza la guerra. Pensiamo a questi bambini della Siria. Bambini che i loro giocattoli, quelli giocattoli che usano, sono quelli pezzi bombe che hanno buttato sopra le loro case, che ha ucciso loro mamma, ha ucciso i loro genitori. E questi bambini giocano su questo. I bambini che camminano sopra le macerie dove i loro genitori sono finiti. I bambini che quando chiedi loro come si fa a usare un Kalashnikov, loro non hanno una risposta da darti, però vengono bombardati insieme con i loro genitori. Queste famiglie che non vivono con 15 euro al giorno, però vengono bombardati con questi missili che costano milioni, che questi missili possono anche affamare questi popoli. E poi io come un giovane ho deciso di parlare della guerra proprio perché mi sono sentito proprio coinvolto su questa che sta accadendo. Mi sono sentito, io dico, io se non parlo mi sento responsabile di quello che sta succedendo, perché siamo arrivati a un momento che quelli che costruiscono queste armi hanno accumulato tantissime armi nuove, diciamo la verità. E da anni che hanno bisogno di svuotare questi e di provare quelli che hanno creato in questi anni. È arrivato il momento e dobbiamo provarla su pelle di qualcuno. Un bambino non può essere un terrorista, però questi bambini vengono bombardati dentro questo ospedale. Io ho visto un giovane, Ali, che diceva che io e i miei amici sono carri armati, vestiti che i militari portano sulle loro pelle, perché sono quelli che hanno ucciso i miei genitori. Io ho visto persone che mi hanno raccontato proprio che cosa significa la guerra. E io la guerra lo conosco, perché l'ho vissuta in Libia. Pensate, un paese che fino a pochi anni fa vivevano bene, ma ora i giocatori sono quelli Kalashnikov. Io quando ero lì sentivo il rumore delle armi come il Capodanno. Io la guerra l'ho vissuto perché ho attraversato il mare, dove ci sono milioni di persone che sono finiti lì, un migliaia di persone che sono finiti lì. Come diceva Alessandro prima, noi quando fa il caldo pensiamo sempre di andare al mare a fare bagno, vedere le onde, vedere la bellezza, abbronzarci. Io a volte anche provo, ma non riesco mai.
di abbronzare perché sono troppo abbronzato. Però quando guardo il mare, l'unica cosa che dico, guarda, ci sono le onde, ma queste onde, dietro queste onde ci sono dei dolori che noi non possiamo immaginare. Io pure sono tornato insieme con Mariogno. Questa è l'ultima missione, a salvare le vite umane. Ma alla fine non è che salvi le vite, Alessandro lo dice a volte, ma salvi l'umanità che hai dentro. Salvi te stesso. Io quando sono andato lì, ero come gli italiani che andavano lì a salvare, come uno che non ha mai vissuto quell'esperienza. Però a un certo punto ho cominciato a piangere. A un certo punto, come quelle che Alessandro raccontava prima, mi è venuto in mente dicendo che devo buttarmi in acqua a chiedere questi pesci che sono in fondo al mare a raccontarmi storie di queste persone, che quando torno in Senegal posso raccontare a queste famiglie, non solo in Senegal, in tutta l'Africa. Perché su questo libro, l'ultimo libro, ho parlato di storie di Bara, Musa, Farah. Sono persone, come diceva Alessandro, che non ce l'hanno fatta. Bara, quando sono tornato in Senegal, sono andato a casa di sua mamma. Lo conoscevo quando ero piccolo. Sono andato, ho abbracciato sua mamma mi ha detto, oggi ho annusato l'odore del mio figlio. Io gli ho detto, beh, com'è l'odore del tuo figlio? Io non sono tuo figlio, non sono Bara. Mi ha detto, non sei Bara, però sei passato dove è morto il mio figlio, o dove è il mio figlio. Perché lei ancora ha l'idea che Bara torna un giorno. Sono passati 7 anni. 7 anni che lei sta aspettando ancora. 7 anni che lei piange ogni giorno. 7 anni che lei non può andare a divertirsi con i suoi amici. Era una donna che andava a ballare, andava a divertirsi con i suoi amici. Era una donna che sorrideva sempre. Era una donna che lavorava. Io lo conoscevo quando ero piccolo. Ma quando sono tornato in Senegal, i suoi occhi sono gonfiati. Quando sono tornato in Senegal piangevo molto. Quando sono tornato li ho visto cambiata. E mi ha detto, io da anni che sto aspettando e spero che un giorno mio figlio torna. Loro hanno fatto il funerale senza il corpo del loro figlio. E tantissimi, migliaia di persone lo hanno fatto. E questi sono finiti in mare. Pensiamo al Covid durante il lockdown. Quelle che avevano alcune chiamate e poi dicevano i loro figli sono finiti, sono morti o i loro genitori, però non potete uscire a casa perché questa malattia è contagiosa. Questo era un dolore, però il dolore più grande è questo che questi genitori vivono e lo stanno vivendo ancora. Grazie Ibrahima per aver alzato la voce. Grazie ad Alessandro per non permettere che le persone perdano il proprio nome. Adesso vorrei chiamare Tiziano e Gianluigi. Eccoli. Il momento preferito, e anche Giacomo, il momento preferito di tutta la serata. Grazie ancora. Una foto? E adesso alleggeriamo un po' la serata chiamando Francesco Virtis. Perché? Chiamiamo Francesco perché è il coordinatore di tutti gli artisti che durante questa edizione di Strangius
hanno dato vita a Carattere. Ciao a tutti, buonasera. Allora, sarò brevissimo. Sono felicissimo anche quest'anno che ci sia stata la possibilità di partecipare a Strangius. Le tematiche di oggi hanno ispirato le mie linee, le mie forme, ma in tutti questi giorni tra Tilio Medda, Noemi Ligi, Michele Gerra, Giuseppe Todde abbiamo dato un piccolo contributo aggiuntivo a questo evento che è splendido. Devo ringraziare tutti i ragazzi dello staff, per primo Giuseppe e niente. Ragazzi, vabbè, quelli che erano ragazzi un tempo. Deborah, vi ringrazio a tutte le persone che hanno partecipato e buon proseguimento di serata. Ciao. Grazie Francesco. E adesso vorrei chiamare qui Don Pes e anche Tiziano. Ecco Don Pes. L'ho chiamata qui semplicemente per ringraziarla per l'ospitalità anche quest'anno. Allora, mi era stato detto se volevo dire 2 parole, avevo detto di no, poi di fronte a una richiesta, come facevo a dire di no? Adesso non aggiungere troppo. Allora, sono io che ringrazio voi perché anche quest'anno avete voluto vivere un momento così importante come il Festival Strangius. Vi ringrazio. Mi sento in crisi perché è l'unico momento che ho potuto seguire, avrei voluto far di più, però non ce l'ho fatta. Ho sentito parlare di Senegal e il senegalese che si dice che si consideri italiano è stato presentato con una frase da Federica e a me è venuto da pensare che tra i responsabili del Senegal c'è stato un signore che il latino lo conosceva molto bene, se non sbaglio si chiamava Leopold Senghor. E l'unica cosa che so, non chiedetemi poi perché sono completamente all'oscuro, non voglio dire fesserie, né in un modo né nell'altro. Dopodiché, grazie. Altros hanno mellus, si parlava di silenzio. Io mi auguro di riuscire a fare silenzio tante volte, perché molte volte a parlare si dicono sciocchezze, quindi molto meglio starsi zitti e soprattutto imparare ad ascoltare anche. E oggi ascoltando davvero ho imparato molte cose, credo di poter dire che concludo la giornata arricchito e non poco. Grazie ancora. Grazie a lei. Ecco Tiziano che le consegna un piccolo omaggio. Grazie ancora. E adesso vorrei richiamare qui Simone. Scusami, mi viene da chiamarti Simone. Siamo a Serramanna, Bugiumannu. Simone va benissimo. Simone va benissimo. Anche mamma mi chiama Bucio adesso, però. Vedi, allora ogni tanto va bene cambiare per la terza parte del tuo reading. Grazie Sì. a te. Grazie a voi. Ringrazio di nuovo l'associazione Strangius e questo bellissimo festival. Come ha detto Don Pes, anch'io nasco arricchitissimo, come si dice così, è giusto? Arricchito. Ho pianto per le ultime 2 storie, perché non è a caso che ho scelto questa canzone che sto per fare, perché volevo proprio parlare di empatia. Perché una cosa che ho sviluppato in questi ultimi 15 anni, sviluppando una grande fede, è questo sentimento che io non conoscevo. E inizialmente lo combattevo, questo dell'empatia. Perché noi uomini, noi maschi, abbiamo questa storia, questo orgoglio di non far vedere troppo le nostre emozioni. E io ero uno di quelli, nel senso che comunque mi nascondevo se dovevo piangere o non so come spiegarlo. L'unica cosa che ho capito è che si è persa molto sta cosa dell'ascoltare la persona. E io in modo empatico sono riuscito a sviluppare questa cosa che non conoscevo
E quindi ritengo sia molto importante ascoltare le persone, ma anche ascoltarle a livello energetico, non per forza a parole. Riesco a vedere molto spesso anche il colore delle persone e percepire la loro energia. Quindi vorrei ribadire questa cosa. In un mondo in cui tutti vogliamo dire la nostra e tutti ci sentiamo in dovere di dire la nostra, una delle cose più belle che possiamo fare molto spesso è ascoltare. Ascoltare le persone, soprattutto quelle che hanno veramente, che hanno difficoltà e che fanno fatica in questa vita. Il pezzo si intitola Ascolto il tuo suono e vorrei rendervi partecipi, perché è uno dei ritornelli più facili che abbia mai scritto. Il ritornello fa sempre la la la, la la la. Mandala. Aiuto. È così. Quando mi sento solo, esco, ascolto il tuo suono che fa la 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 la, la 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 la. Quando mi sento solo, chiudo gli occhi e poi canto una cosa che fa la 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 la. Percepisco molto forte il battito delle tue ali, vedo pure la fatica che hanno fatto le tue mani. Il vento fischia forte e lo farà sino a domani. Ora chiudiamo gli occhi e fai volare via i pensieri. Senti che qui qualcosa in fondo c'è, non te ne andare, resta qui vicino a me. Se stiamo insieme sembra di sentirmi un re, un leone che ruggisce insieme a te. Risponde l'universo intorno a noi, se siamo pronti per sbocciare. Lo senti come un coro, wow, non mi lasciare solo, no. Quando mi sento solo, esco, ascolti il tuo suono che fa la 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 la, la 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 la. Quando mi sento solo, chiudo gli occhi e poi canto una cosa che fa, come fa? Hai visto come vola il tempo e passano le giornate? La rugiada ormai coperto tutta la città. Senti un profumo e palo santo e subito l'ambiente ritrova protezione, scorre dentro lentamente. Quel brivido lambito tempo fa, nei tuoi occhi scuri il tempo si fermò. Avrei fermato il mondo, ho immortalato l'attimo. La mia anima volava per cercarti, perché il silenzio dentro fa rumore. Vorrei parlarti senza farci male e concentrarmi su ciò che rimane. Due corpi, stessa mente, si vedrà. In noi ci sono grandi qualità. Due tele che coloro con dell'oro, dentro di noi nascosto un gran tesoro. Risponde l'universo intorno a noi, se siamo pronti per sbocciare. Lo senti come un coro, wow, non mi lasciare solo, no. Quando mi sento solo, esco, ascolti il tuo suono che fa la 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 la, come fa? Quando mi sento solo, chiudo gli occhi e poi canto una cosa che fa, come fa? Quando mi sento solo, esco, ascolti il tuo suono, una cosa che fa la 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 la. Quando mi sento solo, chiudo gli occhi e poi canto una cosa che fa, tutti come fa? La 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 la, 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 la 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 la. Grazie Seramano. Grazie Bujumannu. Adesso siamo quasi giunti al termine, quindi vorrei chiamare qui il nostro assessore alla cultura Giovanni Maccioni. Come? Eccoci qua. Ci vuoi raccontare qualcosa? Ci vuoi dire due parole? Ci vuoi salutare?
Vi voglio salutare molto velocemente, visto anche il freddo che ci assale stasera. Quindi niente, c'è poco veramente da aggiungere rispetto alle parole che state dette stasera. Io parto e concludo con i ringraziamenti. I ringraziamenti a tutti quelli che hanno contribuito a fare questo festival, che fanno questo festival. Stasera si conclude la prima parte, vi ricordo che c'è una seconda parte del festival a scuola che sarà dal 14 al 20 novembre. Quindi, insomma, inizio con i ringraziamenti. Ringrazio innanzitutto tutti i nostri autori che insomma hanno tutti apprezzato la nostra comunità, il nostro paese, tutti hanno apprezzato Serramanna, tutti hanno apprezzato il nostro festival. Il festival è fatto da tutti noi, da tutte le persone che lavorano, tutte le persone di Serramanna che lavorano a questo festival. Quindi partiamo ringraziando innanzitutto, io partirei ringraziando le associazioni che hanno lavorato durante questa settimana. Inizio ringraziando l'associazione Tradizioni Popolari, l'associazione Il Pungolo, Per Davita, Kairos, Giuseppe Verdi, l'associazione Anne d'Argento e all'associazione Aleteia. Queste associazioni qui si sono occupate della gestione delle mostre. Vi ricordo che c'erano quattro mostre e quest'anno abbiamo deciso alcune di queste mostre di tenerle aperte anche dopo il festival, per dare la possibilità anche ai ragazzi delle scuole di poterla visitare. Ringraziamo tutti i coordinatori, quindi da Maria Grazia Medda, Manuela Orru, Marinor Carcangiu, Maria Grazia Cossu, Valeria Melis, Luigi Mannias, Michela Rigi, Francesco Guerreschi, Maria Deborah Zucca, Maria Antonietta Tocco, Federico Serratore e Federica Assorgia, che insomma sono state molto importanti durante questa settimana. Ringraziamo anche gli traduttori, gli interpreti, Silvia Usai e Daniela Verdrame. Ringraziamo le addette ai trasporti e agli allestimenti, Nicola Serra, Marco Ortu, Nicola Porceddu, Elisabetta Frongia, gli addetti all'accoglienza, Valeria Melis e Roberta Pisano, l'addetta all'accompagnamento degli ospiti, Elisabetta Concas, e ringraziamo anche chi ha allestito le mostre, quindi Mauro Podda, Attilio Medda, Francesco Virdis, Alessandro Venuto e l'Associazione Culturale Tradizioni Popolari. Ringraziamo anche l'Associazione Internazionale della Terra Cruda per l'organizzazione generale di questo evento. Ringraziamo anche la presenza della Biblioteca Comunale, quindi Guido Carcangiu e poi Guido Carcangiu, scusate, poi ringraziamo Enrico Gallus per la libreria partner, Luca Crippa per la progettazione grafica, la coordinatrice delle serate Fanny Cubeddu, il coordinatore dello staff Nicola Porceddu, la fotografa ufficiale Giulia Camba, gli addetti al servizio streaming Edoardo Volpe, Mirko Urru e Marco Marras, gli addetti audio Simone Ru e Giovanni Serci, responsabile degli artisti Francesco Virdis, gli artisti autori dei premi letterari, quindi Marina Puzzolu, Silvia Concas, Lucio Fanti, e i nostri partner, i nostri media partner, quindi a Serramanna, Unica Radio e il Sardington Post. Ringraziamo anche i proprietari delle case che ci hanno accolto
quest'anno è Flaviano Ortu, Martina Lasio, Paola Abis, Riccardo Lasio, Francesca Pacini e Alessio Onnis. Quest'anno abbiamo aggiunto una nuova casa ci ha ospitato. Poi volevamo anche accogliere il festival all'ex ma insomma il tempo non ce l'ha permesso. Concludiamo questi ringraziamenti con il special team Polisportiva Atletica Serramanna con Antonio Ara, Tiziano, Giacomo, Davide, Gianluigi e Diego. Ringraziamo il Caffè Culturale Domenica Fiaba per l'ospitalità e ringraziamo anche quelli che sono i festival partner che hanno partecipato alla tavola rotonda che si è tenuta sabato scorso, il Festival del Monreale di San Gavino, Festival Licanias di Nioneli e il Festival Autobiografico di Anghiari. Chiaramente ringraziamo, come referente dell'amministrazione comunale mi sento di ringraziare tutti i dipendenti del comune che ci hanno dato una mano a organizzare questo festival, ma soprattutto voglio ringraziare l'area amministrativa e la sua responsabile Sara Porta. Credo di aver elencato tutti. Ho lasciato per ultimi tre persone, anzi una l'ho già citata, però ho lasciato per ultimi 3 persone che sono il cuore di questo festival, che sono le persone più importanti dell'organizzazione di questo festival. Il Festival Strangius esiste e continua a esistere, continuerà a esistere perché ci sono 3 persone che una si è aggiunta alcuni anni fa, però in particolare io voglio ringraziare il direttore artistico, il nostro Giuseppe Manias, che chiederei di venire qua. Voglio ringraziare Deborah Zucca. Zucca. È molto brava anche lei. E voglio chiamare anche Francesco Virdis, che quest'anno ha lavorato tantissimo. E come si fa in questo festival, voglio chiamare i nostri valletti. Questo è il nostro regalo, il nostro omaggio per ringraziarvi per il vostro lavoro. Grazie davvero, quest'anno è stato un anno importante e vi voglio ringraziare veramente per il lavoro che avete svolto e per l'impegno che ci mettete in questo festival. Grazie. No, io volevo dire, spero che siano bottiglie di vino, anche perché il mio abbigliamento giustifica il perché posso stare in maglietta e calzoncini corti, e quindi questo liquido mi serve per continuare. Però noi siamo qui anche per un'altra cosa. Siamo qui per un'altra cosa, vero? Io, te e Luigi. Eccoci qua. Perché come ogni anno... voi pubblico, ovviamente poi noi abbiamo fatto i brogli elettorali, ma questo non c'entra. Abbiamo fatto brogli? No. Non ce ne sono imbrogli. Allora erano 3 quesiti. Uno era insegnamento tra piano, tra insegnamenti tra elementari, spirituali, buoni e cattivi maestri, l'altro era resistenze e l'altro era sport. E ha vinto con 72 voti Resistenza. Resistenze. No, Resistenze. Resistenza. Bravo. Grazie a tutti e all'anno prossimo. Grazie a tutti davvero. Grazie a tutti di nuovo e chiaramente l'appuntamento è a Strangius a scuola, però l'appuntamento come è per il prossimo anno. Grazie ancora, grazie a tutto il pubblico che ci ha seguito in questa settimana. Grazie.